In corsa di Emerson, pallone tagliato, gol! Nuorese in vantaggio ancora con Emerson, il solito gol di Emerson. La rincorsa di Emerson, la battuta di Emerson ed è ancora gol di Emerson. Due perle, due calci di punizione usciti come conigli dal cilindro del mago Emerson regalano alla Nuorese il successo sul campo del Bergamo Cenate. Un successo importante perché consente all'11 verde-azzurro di tenere il passo del Palazzolo, confermandosi in vetta alla classifica del girone B della Serie D. Non è stata certo la migliore nuorese, ma quello che conta a questo punto della stagione è solo il risultato. Ormai ogni gara va saputa interpretare, gestendo le inevitabili tensioni e la paura di sbagliare. Contro un Cenate aggressivo, deciso a cercare punti per evitare i play-out, l'11 di Petrone ha sofferto ma ha dimostrato carattere e il successo alla fine è legittimo. La Nuorese ha concesso poco al Cenate ma ha commesso l'errore di non chiudere anzitempo la gara. Emblematica l'azione costruita da Troianiello, arrivato a tu per tu col portiere lombardo e capace di fallire la conclusione. E sul rovesciamento di fronte il Cenate approfitta degli errori della difesa nuorese per conquistare un indiscutibile calcio di rigore che Manzini trasforma impeccabilmente, pareggiando le sorti della gara. Ma nessuno aveva fatto i conti col mago Emerson, capace a pochi istanti dal termine di dipingere una traiettoria imprendibile, regalando così alla Nuorese un successo fondamentale.